Ben ritrovati amici ad un'altra imperdibile puntata di A Tu per Tu. Vi è piaciuta la prima puntata con Cosimo Alberti, ma la seconda sarà ancora più ricca perché noi, ecco, io e Antonio Daddio, il qui presente, anzi lo presento immediatamente perché lui oltre a curare l'ufficio stampa, il nostro professore, ma soprattutto il nostro prediletto Antonio Daddio, lui veramente si prodiga tanto per gli artisti che seguono il nostro percorso di A Tu per Tu. Ben ritrovato! Grazie, buonasera Ida, seconda puntata. Come stavi dicendo tu, tanti consensi per la prima puntata, abbiamo mandato anche la replica, veramente tanti messaggi e adesso ci prepariamo per la seconda con un ospite proprio super eccezionale. Ma ti sei accorto che noi parliamo di arte e cultura, non ci ferma assolutamente nessuno perché vogliamo appunto che gli altri sappiano quello che abbiamo realmente a Napoli, per l'appunto un po' trascurato questo lato, però noi cerchiamo, facciamo in modo che tutti possano osservare quel lato bello della nostra napoletanità, quella musica classica, la musica classica che oggi manca un sacco, il nostro patrimonio artistico. E chi meglio dell'artista sì, che abbiamo qui. Però prima di iniziare a chiamare l'artista, ringraziamo come dovuto l'editore Angelo Ucciero, il nostro direttore artistico Renato De Carmine, tutta la squadra tecnica che sta qui negli studi e soprattutto tanta stampa che ci sta coccolando. Ma infatti questa mattina sul Cronache di Napoli, quindi c'è stata proprio una mega foto proprio con il nostro artista e quindi siamo pronti nel ringraziare appunto il Roma, poi tutti quelli che ci coccolano. Anche i quotidiani online. Hai detto bene, perché ci coccolano tantissimo, anche Nando Troise. Sì, lo Strillo, tanti. Tantissimi, quindi ringraziamo veramente tutti, ma poi la cosa principale, noi dobbiamo salutare la nostra amica, la food blogger in cucina con Jamie, che dopo seguiremo in diretta dalla sua cucina di casa sua. Sì, che questa sera ci ha tradito, non sta qui con noi. Lei però ogni tanto, lei lo disse che sarebbe venuta comunque di tanto in tanto, però perché sarà sono tanti impegni, sarà però sarà presente con un video e con una leccornia, non vi dico, con un bel piatto dedicato al nostro ospite, poi inventato proprio da Gemma Caruso, in arte Jamie, in cucina con Jamie, però è entrato a far parte anche della nostra famiglia anche Ritz Caffè, eccolo lì, l'unico che ti fa sognare, quindi faremo sognare l'artista, gli faremo sognare, mi raccomando, il distributore esclusivo per ingrosso e dettaglio lo trovate solamente in Campania, il nostro Pietro Tiglio di PL Caffè. E il profumino, perché stanno delle cialde là, il profumino già si sente. È invitante. Ma nel corso della puntata, secondo te, lo assaggeremo questo caffè? Sicuramente, manderemo sicuramente uno dei nostri addetti, sicuramente Giuseppe andrà comunque a farci un ottimo caffè, già mi sta guardando per dire Ida cosa vuoi? Accetta volentieri, perché lo prende anche lui. Lo prende anche lui e quindi stasera abbiamo proprio un fotografo d'eccezione di scena, il nostro Peppe Oliva che è proprio affezionato a Partenope TV. Ma basta con le chiacchiere. Fa le foto e fa anche il caffè. Basta con le chiacchiere. Andiamo immediatamente a presentare Chiamiamolo che diciamo non soltanto vabbè, è un amico e ci viene a trovare e questo ci fa piacere, ma comunque considerato l'ambasciatore della canzone classica napoletana nel mondo, uno chansonnier napoletano. Chi abbiamo stasera con noi? Mario Maglione, è un piacere. Buonasera, ciao Mario. Buonasera Mario. Che piacere, buonasera. Piacere nostro. Che facciamo? Facciamo così? Ma così, che ci devo pure abbracciare, che cosa meravigliosa. Ti inseguiamo dall'anno scorso, finalmente è arrivata la puntata. Ma finalmente dopo tanti impegni Mario, anche perché ho detto anche, hai ascoltato le mie parole, la canzone classica napoletana, il patrimonio, quello che hai fatto, la tua carriera, dall'anno, vabbè lo diciamo, da quanti anni? Sono più di 40 anni. Secondo me. No, di più, io ho cominciato, diciamo, quando decisi di farlo professionalmente, se voglio fare questo mestiere, è stato nel 1972. Ok, e quindi parleremo a partire dall'anno 1972. Ci accomodiamo? Ci accomodiamo. Caspita, certo. E ci aspetta una lunga puntata alla scoperta del maestro Mario Maglione, il quale scopre di voler fare il cantante a che età? Ma io, diciamo che io più che scoprire a fare il cantante scopro la musica, gli strumenti. E da ragazzino, proprio piccolo, incomincio alla chiesa di Piedigrotta, no? Quella di San Francesco che dopo ho frequentato per molti anni. Ero molto attratto dalla batteria. E ho cominciato a suonare, chiaramente non ce l'avevo perché non ce la potevamo permettere a casa mia, e andavo a suonare nella Basilica di Piedigrotta, c'è l'associazione cattolica che prima, tanti anni fa, si usava tantissimo, era stupendo, meraviglioso stare tutti quanti insieme. E ho cominciato a suonare, poi ho fatto un complesso, 69-70, ci chiamavamo i Figli degli Angeli, e ho cominciato a suonare la batteria. Poi per caso, sono ricordato. La frazione con Peppino Di Capri? No, Peppino Di Capri, figura, ecco, sì, bravo.
Ha studiato. Ida ha studiato. Io studio, Come è avvenuto? È avvenuto proprio in base perché io, suonando la batteria, uno dei musicisti disse: Mario, ma tu tieni una bella voce, comincia a cantare. E io ho cominciato a cantare inizialmente molte canzoni degli Alunni del Sole, che Paolo mi piaceva tantissimo, e poi ho avuto anche il piacere di conoscerlo, l'ho frequentato per molto tempo. E poi disse: oh mamma, canta pure canzoni napoletane. E io ho cominciato ad ascoltare Peppino proprio tantissimo, perché era una musica moderna, no? E il signore in tasta a chiesa, Reward, ma tutte queste. E è cominciato la passione con Peppino, poi fatto da supporto per anni con Per tanti Peppino, anni. e poi sulla canzone anni 80 da dire. Quella classica è stato un altro incontro importante. sì, per questo ne parliamo non mai dopo. trascurarla, Questo ne parliamo perché dopo. la classica ci dà vita, ci regala sempre belle emozioni. Però Certo. tu sei nato in un luogo magico, Sì. Margellina, lo dico proprio in Sono napoletano. cresciuto a Margellina. Sei cresciuto, vabbè, sei cresciuto. Hai cantato in quel quartiere, ecco. Sì, allora, io in quel quartiere, cioè nel mio quartiere, canto al di là di quello che può essere la musica classica napoletana, che in passato ne ho fatte tantissime nella Cassa Armonica, Sì. nella villa comunale, ma da oltre 38 anni io canto La Preghiera dei Pescatori, che è un pezzo straordinario, bellissimo. Scusate, io ho fatto Sei la legato musica di questo sì, pezzo, sì. sono legato a questo pezzo ai pescatori mergellini, dedicato a mio padre, e l'ho scritto io e Benedetto Casillo. Il 10 settembre facciamo la serenata alla Madonna, che è una cosa bellissima, particolare, e questo canto per me è tutto. Noi abbiamo preparato un po' delle fotografie, le abbiamo Sì, un po' divise sì, anche in vari blocchi, e quindi vogliamo un po' vedere alcune fotografie che riguardano non tanto l'artista, perché dell'artista poi parliamo dopo, ma un po' Sì. i tuoi hobby, la tua Sì, vita privata, sì, sì. i tuoi viaggi. Quindi vediamo un po' il primo blocco tutto dedicato a Mario Maglione. Le origini, dai. Dissi: ma tu sai che ti piace cantare? Mi piaceva anche cantare da piccolino, cioè ti piace cantare, faccio fare una cosa appena è possibile. E così feci la prima volta che sono salito su un palco col microfono in mano e con l'orchestra dietro, è stato alle rampe di Sant'Antonio a Posillipo, che bello. si faceva anche ancora la festa patronale a Sant'Antonio. Si faceva su quella piazza. Poi da lì questo Antonino, Nino Antonino, che era un impresario di Ercolano, disse: ma un attimo, si bravo, e me ne fece fare altre due. Una me la fece fare a Pugliano, e che venne Sergio Bruni, quella sera era l'ospite che io già conoscevo perché frequentavamo insieme i francescani, e poi un'altra la feci a Barra, dove le star erano Mario Da Vinci e Mirna Doris. Che bello. Ma ero proprio piccinilli, che partitura. Vabbè, la tua musica sì. rappresenta un bel sentimento e la passione. Ecco, ti pesa sulle spalle questa responsabilità, appunto, di essere l'erede spirituale di Roberto Murolo? Questa mi è sempre pesata, perché tutto è iniziato con Maurizio Costanzo, cioè in che senso? È iniziato a dirlo ufficialmente, Sì. ma io già conoscevo Roberto da oltre 15 anni, perché io Roberto l'ho conosciuto nel 1974, perché andai a cantare per una cosa di beneficenza alla chiesa a Villanova, e mi fecero conoscere il maestro. Io già con la chitarra incominciavo a fare delle cose da solo, e quando io dissi: maestra, che piacere averla conosciuta, certo, io già lo conosco. Lui già sapeva di me, perché si incominciava un po' con Telenapoli, qualche cosa su Si iniziava Canale 20, ma parlare, si cominciava a si iniziava fare a parlare. poco, e lui era attento su tutto. Allora, quando poi si è ufficializzata questa cosa, io ho sempre detto: Roberto, ma io non sono degno. Dice: no, non ti preoccupare, tu puoi essere tranquillamente un mio erede. Sai perché? Perché non mi imiti. Cioè, E tu questo è usi il importante, mio non modo, imitare, l'eleganza di cantare, Sì, sì. ma la voce è la tua. E secondo me questa è la continuazione. Gli eredi di attori, di cantanti, di pittori, secondo me devono portare certo il genere, quello, ma devono essere personali. Se no è inutile, uno chiude l'occhio e se Devono da portare solo- una certa Hai eleganza, ragione. un sei certo d'accordo? stile. No, io la Sì, penso sì, così. ma non devono Senza essere qualcuno uguali. mi vorrà pure male, non fa No, niente. no, però no, io ma la è così, penso è giusto, Ma no, la abbia- pensi bene. Abbiamo preparato però dopo Sì. una cosa proprio su Roberto Murolo, e ci soffermeremo. Volevo Certo. rimanere qui, volevo Sì. che tu parlassi, ho sentito che non c'è più, ma questo rapporto Ah, con ma scusa, mi sono fermato Con un po', ho e visto poi varie e foto. poi qualche viaggio. Poi abbiamo insomma. visto un bellissimo cagnone West Terrier che Bellissimo. dal 2010 fino al 2018 è stato con noi, con me e con Dora, che c'era anche lì la mia compagna.
E poi purtroppo il morbo di Addison è riuscito a tenerlo quanto più era possibile, purtroppo all'età di 8 anni ci ha lasciato sulla neve, perché me la portavo sempre, io amo molto andare in montagna, mi piace tantissimo, e anche il mare, che poi sono cresciuto a Mergellina, insomma, e poi ho intravisto anche un paio di viaggi, ma io ne ho fatti tantissimi. Tanti. C'era con Paola Frondizi, una cantante bravissima italo-argentina, dove sono stato in Argentina, e poi c'era il Giappone, dove io sono di casa. Una mia curiosità. Sì. Come mai tieni così privata la tua vita privata? Perché di tanti cantanti si conoscono, stanno sempre anche con la compagna, con nipoti, abbiamo visto anche una nipotina, eccetera. Sì. Quello che ti distingue è che insomma tieni privata la vita privata. Perché penso che la vita sempre, appunto, è la parola già che lo dice, no? Vita privata, la vita privata deve essere la mia. Nascosta anche. Sai, qualcuno può dire, ma tu perché non puoi fare ubriaco? Ma no, assolutamente. La mia vita privata, io mi do tutto, tantissimo nella musica, anzi anche troppo. Perché amo tantissimo questo genere, sono oltre 40 anni che canto le canzoni classiche, ogni tanto mi perdo nei meandri di qualche novità, ma lo faccio anche per fare una cosa di diverso, ma non lo faccio perché vado indietro al successo, che mi piace, contro qualche bravo autore, qualcosa l'ho scritta io, ma la mia vita deve essere privata, e privata deve essere. Una sola volta ho messo una nipotina, che è la nipote della mia compagna, ma come fosse nipote anche a me, che io le ho cresciute, le figlie di Dora. E una sola volta quel giorno volevo metterla su Facebook, ma raramente. Raramente, infatti non l'abbiamo trovata. No, infatti. Allora vogliamo rompere immediatamente Sì. il ghiaccio, vogliamo Sì. ascoltare Cantare. qualche tuo pezzo. Ho un grande profilo di Facebook dove c'è Roberto seduto sul divano di casa sua, sulla poltrona di casa sua, sta così, e io con la chitarra, appunto, che gli sto cantando, scrivo. Ma tu E pensi? La stava godendo, Ma Roberto. tu pensi che Stava io non l'ho godendo trovata? quel- Ma io invece l'ho trovata. in Ti racconto minuti un di aneddoto canzone. su questa Sì. cosa. Nel 2000, grazie, però non ti preoccupare, puoi entrare. Possiamo anche rimanere così, va bene? No? O preferisci che... Dopo ci cambiamo, vabbè, parla di questo aneddoto, poi Allora, ci cambiamo. Nel 2003, 2004, non mi ricordo l'anno, quando è stato? 2006, purtroppo, quando è finito, non ricordo, insomma, quell'anno che lui è stato male, che è stato in ospedale tantissimo, poi dopo il mese di marzo purtroppo ci ha lasciato. E io tutti i giorni chiedevo come sta Mariella, la sua governante, purtroppo sta bene, non sta meglio, ma è triste, è triste. Una mattina io così feci proprio distinto, presi la macchina e andai su al Cardarelli, lui stava in una stanzetta da solo, aprì la porta e fece scriva ma mamma sapere sapere e lui mi fece un sorriso. Ma che Mariella, chiamo subito a Federica Pagliotti, dice Federica, che è successo un miracolo? Oh maestre, perché lui Si è ripreso. amava moltissimo questo pezzo. E modestamente gli piaceva molto come lo cantavo io. Diciamolo, Tantissimo, che gli piaceva tanto, molto tanto, Mario tanto. Melo. Dobbiamo proprio Mario Maglione. esternare tutto quello che conosciamo, le Sì. nostre conoscenze, anzi, chi meglio di voi, per esempio, può insegnare veramente tanto. Allora, Sì. caro Mario, Sì. c'è una novità quest'anno Sì. nel nostro Atto per Tu, è vero? C'è In Cucina con Gemi, la nostra Gemma che si impegna nel preparare Ottimo. dei piatti dedicati all'artista. Quindi vediamo in questo momento cosa sta preparando la nostra Gemma. Vediamo, regia. Ciao Antonio, ciao Ida, io sono qui collocata nella mia cucina dove sto preparando un primo piatto con i fiocchi per il nostro ospite che saluto calorosamente. Ciao Mario. E si tratta di un primo piatto che raccoglie sia i sapori di terra che di mare e che spero piaccia. Io infatti ho indossato anche già il mio grembiule e tra poco poi svelerete voi il nome del primo piatto che ho preparato. Ciao! Ciao Ecco qua. Gemma, Noi sì, l'aspettiamo c'è un sto piatto piatto. dedicato a te. No, sono l'aspettiamo. curioso. Speriamo che poi questo piatto ti piacerà. Ma sicuramente. Perché lei ha capito un po' che tu Mergellina, il mare, quindi qualcosa di mare lo ha fatto. Bene. Vediamo se ha Centro indovinato. storico, ecco, certo. soprattutto dove sei nato. Allora, invece arriviamo anche nell'anno 1974 dove tu, Mario, entri a far parte di questa opera teatrale Masaniello. Ci Esatto. racconti un po' di Masaniello? Allora, tutto nacque così. Io ero in un locale su via Caracciolo, su via Partenope, che si chiamava Il Gabbiano, un locale, un piano bar storico, bello, di alto livello. Veramente la sera si suonava, c'era il pianista, c'era Ottavio Molinari, mi ricordo benissimo, poi c'era Vittorio Musella
E poi c'è stato anche Gianni Conte. Ah. Ci alternavamo, c'era il pianista e poi a un certo punto c'erano i chitarristi. E quando ci sono stato per molto tempo a suonare in questo locale, una sera, tra le varie serate, in un tavolino c'erano 3 personaggi seduti, 3 signori. Tra uno di questi aveva un cappello, un bellissimo borsalino. Là, tutti e 3, uno di quelli diceva, ma io lo conosco, uno. Sembra di averlo già visto, però non ricordavo bene. Comunque alla fine finisco il mio turno, mi chiamano, dice, il cameriere dice vai un attimo a quel tavolo che quelle persone ti vogliono parlare. Allora, uno era Marzio Onorato, che già faceva i film, già faceva... l'altro era Nando Di Lena, che purtroppo ci ha lasciato molto presto, era uno degli attori del Masaniello, è un protagonista del Masaniello, e il terzo non me lo ricordo sinceramente, forse era il direttore di scena, del produttore, non mi ricordo, del Masaniello. E mi dice queste parole, Nando Di Lena, abitava a Posillipo, un personaggio particolare. Mario Maglione, senti un po', quanto guadagni la sera qua? Io dissi, qua io prendo, stiamo parlando di 70, io prendo 10.000 lire la sera. Noi te ne offriamo 20, vuoi venire a far parte del Masaniello con Mariano Rigillo di Natale? Subito, sì. Immediatamente. Ma no per 20.000 lire, per cambiare no, proprio, perché io sì. mi piaceva stare, ma io non ho mai amato moltissimo lavorare tutte le sere nello stesso posto. C'è stato per la mia vita che ho sofferto la fama, però non ci ha voluti. Ma poi successivamente è arrivata Marisa Laurito, sì, poi le conoscenze. sì, no, io Marisa la conoscevo già, perché con Marisa Laurito e con Benedetto Casillo siamo cresciuti nel convento di Francescani al Corso Vittorio Emanuele artisticamente. Comunque, dove lì facevate gli spettacoli. Facevamo gli spettacoli. E Marisa faceva parte anche del mio complesso, I Figli degli Angeli, che cantava. E com'era da ragazzina Marisa? No, sembra bella sempre pimpante. ciaciona, ciaciona, fortissima, Marisa. Noi siamo grandi come me, amici. allora. Io quest'anno, l'anno prossimo Al a Trianon. marzo sono al Trianon per 2 concerti a marzo. Vabbè, comunque, e così io poi... dopo lo dobbiamo dire, sì, questi certo. concerti. E diciamo anche di una cosa molto preziosa a cui tieni tantissimo, un libro che uscirà a dicembre, sarà un libro romanzato sulla mia vita da quando sono nato a Vico Gerolomini, numero 11, centro storico, poi sono arrivato a Mergellina e poi tutta la mia vita. È cambiata la vita di Un Mario. libro da leggere assolutamente, perché è un libro non i soliti libri, ma un libro un po' romanzato dove si raccontano in 10 capitoli tutta la vita artistica e non di Mario Maglione, intrecciandola anche con la cultura e l'arte napoletana. Con la pittura anche. Con la pittura, sì, c'è il Caravaggio, c'è dentro, insomma ci sono tanti, e c'è molta canzone napoletana studiata, cioè dove a un certo punto approfondiamo, io e l'autore, cioè l'autore siamo in tutte e due, perché la mia vita e lui l'ha romanzata. Non voglio svelare chi è, perché lo dirò dopo, perché sennò poi non lasciamo stare. È vero, vabbè. Adesso ci guardiamo qualche altra cosa. Sì, noi vogliamo vedere, abbiamo parlato tanto di Roberto Murolo, ho trovato quella foto di cui mi parlavi e c'è proprio un filmato su un omaggio a Roberto Murolo con Mario Maglione, se lo vediamo dalla regia. La pura rezza vera che a mare sto a ma stienne sti bracella aiutami a tirare a sto sempre abbracciare vicino mare facciamo amore ancora non ci spassare Ricordo questo. Per questo diceva il maestro Murolo, è il successo meritatissimo, no? Proprio per queste espressioni vocali. Continuiamo con un coro a bocca chiusa che aveva inventato lui. È una cosa, mi viene il freddo addosso, perché io col maestro l'ho sempre reputato come mio secondo padre. Io l'ho frequentato per 35 anni, ma a parte le serate, io
un anno intero, 300 serate insieme a giocare a conché, ci appiccicavamo, ci buttavamo in carte una parte con l'altra, lui vinceva sempre, era fortunatissimo. Guarda, col maestro, non è, quando uno dice 500 concerti, 400 concerti, 700 ho fatto io, io l'ho vissuto, per me quella è la cosa più bella e importante della mia vita, non mi interessa il resto. Senti Mario, 5 anni... La qualità della carriera bisogna bravo. vedere, Non la non quantità, alle 100, brava Ida. 200 Brava. serate che si fanno, badate la cultura e l'arte che è la cosa principale. Senti, Studiate. Mario, 5 anni al Maurizio Costanzo su Sì. 100 puntate Quasi più o meno, 100 puntate, è sì, stato un bel traguardo anche quello, Certo. e ci devi raccontare un po' questo Maurizio Costanzo così dal vivo, frequentandolo per 5 anni, che tipo è? Ma Maurizio era, cioè come adesso io non lo sento da un po' di anni, ma io ho avuto un approccio molto particolare, devo dire la verità, finalmente quando riuscimmo ad avere questa prima puntata, lui, ricordo come fosse adesso, aspettai il mio turno per entrare nel camerino ai Parioli, quando entro dentro c'era il medico che gli stava misurando la pressione, il suo medico personale, c'era ancora Marta Flavi, era sua moglie seduta su una parte, lui mi guarda e fa: Maglione, beh, sono contento che lei è venuto qui oggi con noi, ospite nostro. Guardi, io non so se avrò tempo di farla cantare perché oggi ho degli ospiti molto particolari, però lei stia in campana. Allora io dissi: oddio mio, mamma, ma cominciamo a buono, ma sono proprio sfortunati, ma come, io ho fatto tanto per venirci. E poi a un certo punto non so che cosa accadde, una mano, l'angelo custode che ti mette la mano sulla spalla, la trasmissione incomincia un po' a tentennare, lui venne vicino all'orecchio e disse: Maglione, adesso bisogna cantare. E tu che avresti fatto? Ci mi sono meglio che a tenere, buttai fuori una guapparia che non mi ricordo neanche più, usciva voce anche dai pochi capelli che avevo, ne avevo qualcuno in più dalla gola, e lui se ne uscì con queste parole, c'è tutto registrato, io ci ho conservato. Se caro Maglione, in trasmissione, disse: questa trasmissione non porta fortuna, ma è fortunata a trovare interpreti straordinari come lei. Bello, E guarda. dopo un quarto d'ora mi fece lanciare il telegiornale commentando alle 10:30, alle 22:30, finito il telegiornale cantai un'altra volta, e ogni batteria, in termine televisivo, la batteria significa che si ferma, c'è la pubblicità, le altre 3-4 batterie io cantavo sempre, ho cantato tutta la serata. Nel frattempo, mentre io cantavo, lui andò da Silvestri, andò di una cosa nell'orecchio. Alla fine della puntata Silvestri, il papà di Alberto Silvestri, il papà di Silvestri, il cantante, che era il suo braccio destro, disse: Maglione, quella il 1990, il Costanzo Show andava in onda anche il mese di agosto. Lei è impegnato per i prossimi 7-8 giorni, disse: io tremo le serate, no? Io sono libero. E me ne feci 30 una dietro l'altra, Che bello. tutto il mese di agosto, e tutte le sere che si facevano, ne facevamo 2 al giorno, tutti i giorni facevamo trasmissioni. Mi diceva, io dicevo: dottore, ma stasera c'è Bocelli, e allora? Lei canta le sue 3 canzoni. Dottore, stasera sei d'azienda, non c'è problema. Insomma, Entrassi nelle glorie di e non so, Maurizio. mentre Ci facevamo quello, ancora mi venne un'altra idea, disse: sempre Silvestri, sabato e domenica sei libero? Ma io già facevo serate a morire, non si capì più niente, era una cosa, avevo un Audi 80, me la ricordo, andavo a Napoli e a Roma, una continuazione, stavo male. Mi disse: sei libero sabato e domenica? Dici: io sono sempre libero per voi, sempre libero per voi. E facemmo 7 scenari per il 2000, 7 puntate che andavano in onda la domenica sera con la Levi Montalcini, insomma i più grandi scienziati. L'unico ospite musicale ero io con la chitarra. Che bello. Perciò io della vita, però. credetemi, non sono così famoso, ma sono felice di quello E che poi la faccio. cosa bella è che il maestro non lo dice, cioè non lo divulga sui social, ho fatto No, ma questo, io lo ho dico, fatto ma ho paura quello. che non mi credono, capito? No, però No, è no, tutto- tu per è tu tutto- dovevi raccontarti, dovevi È comunque tutto smascherarti. è tutto quindi- testimoniato. Sì, è è tutto, vero. sì, ma solo che non mi fanno raccontare, voi me lo fate raccontare, noi sì, ma con molti non me lo piacere. fanno raccontare, perché dice: metti che non racconto. Vabbè. Se no li metti a posto. Vabbè, No, lasciamo ma stare. tranquillo, ma io non va bene Lo così, io so, sono lo so, felicissimo lo so. di quello che ho fatto. Vediamo Antonio, qualche prima amico. sì, qualche amico, Vedi- perché poi dopo voglio parlare anche dell'incontro con Mia Martina. Sì. Certo. Allora, bene. vediamo un Stupendo. primo videomessaggio che ti è arrivato. Oh. Mio amico e compare di matrimonio, grande maestro Mario Maglione, il saluto più affettuoso. Spero sia una sorpresa gradita. Ringrazio gli amici che mi hanno voluto testimoniare l'affetto e la stima per questo grande chansonnier della canzone napoletana, che io ho avuto il privilegio
non solo da amico, ma di seguirlo anche professionalmente, credo in uno dei suoi momenti più belli, più fortunati della sua carriera. E andavamo da Canicattì alle Dolomiti, andavamo in Italia ma all'estero, ho con lui momenti indelebili dall'Australia alla Germania, cose veramente straordinarie. E poi sono depositario di una verità, sono testimone storico del testimonial che il grande Roberto Murolo ha passato a Mario Maglione. Conservo io le scritte originali dove Roberto scrive giustamente, a mio modesto avviso, l'erede più naturale, l'erede mio spirituale per quanto attiene la canzone napoletana. Veramente Maglione, per la sua duttilità vocale, per la sua cavità, da dove escono delle note straordinarie, dei timbri e dei reverberi veramente eccezionali che non si ritrovano in altre vocalità. E Murolo, per questo credo anche io, abbia dato il testimonial a Mario tutto d'autore, l'epoca storica, e quindi che Mario veramente rappresenta non solo degnamente, ma in maniera così naturale, l'erede di Murolo, le grandi canzoni napoletane, non solo per la vocalità ma per la spiritualità, per il messaggio che lui riesce a dare ai posteri, ai giovani, alla umanità che ancora gode di questo grande privilegio di ascoltare la canzone napoletana da una delle voci più belle di Napoli, Mario Maglione. È vero, Devo dire la confermiamo. verità che mi avete fatto una sorpresa, veramente mi piace tantissimo, sono contento perché Pedito non lo vedo da un po' di tempo, a parte che anche lui è impegnato, anche lui ha un rapporto, ha avuto un rapporto straordinario col maestro, ci ha suonato con lui, è stato un grandissimo amico, insieme abbiamo... aneddoti, guarda, proprio a Iosa con il maestro, l'abbiamo frequentato tantissimo pure insieme, veramente tanto. E devo dire, grazie Spedito, sono contento, grazie, lo dico ufficialmente, ti manderò un messaggio, ma è più bello che io ti ringrazio No, ufficialmente. Mario, gli Grazie. dedichiamo proprio una canzone adesso. Che ne Ce la dici? dedichiamo, ma poi Ma sì, a noi Spedito è tutti, stato uno dei quando io a un certo punto avevo bisogno di un appoggio importante musicalmente, chiesi a Spedito, che già conoscevo, vogliamo farlo insieme, ne abbiamo fatti tanti, dico, me è stato 2 o 3 volte in Australia, lui si impegna anche molto nella politica, mi ricordo c'erano ancora i fax, quando andavamo, io dovevo andare a fare all'Opera House un concerto e dissi no, io mi devo portare i musicisti, lo portai con me, poi l'ho riportato ancora, Francoforte abbiamo fatto per la Mercedes una cosa di altissimo livello, poi abbiamo fatto tantissimo in Italia insieme a lui, ma veramente tanto. Quanti ricordi Grazie, ti Spedito. stanno venendo in mente? Quanti oh. ricordi? Avete esplorato il mondo. Allora, Cantiamo. Change. Andiamo là, Cantiamo. Vai. Peppe, allora poi nostro Peppe Oliva, che è il Oliva. nostro assistente di studio. E Assistente di studio. il bello della diretta, non beh, sappiamo, sì, ma è non bellissimo. sappiamo adesso il maestro Maglione cosa ci dedica e cosa ci regala, Sì, l'ascoltiamo anche io e Ida insieme. La facciamo sempre. No, facciamone un'altra adesso così che la fai così. tu. Sì. Ah, sì. bene. E ora- Bravissimo, bravissimo. Ma come si fa a non mantenere Stai, in vita stai. la canzone classica È napoletana? vero, è Guarda, vero. è un Ma- peccato proprio. Ma Dovrebbero grazie, Peppe. cantarla, dovrebbero Ma interpretarla in tanti. Io credo una cosa che, come diceva il maestro, poi ricordavo proprio il maestro Sergio Bruni, che ho conosciuto benissimo e che frequentavamo la stessa associazione francescana al corso Vittorio Emanuele, ma tu se sentivi cantare Carmela da Roberto Muri ti veniva il freddo addosso, è una cosa bellissima. Quando io ho cominciato a frequentare il maestro per diversi anni, ero frenetico, no, volevo fare, ci diceva Maritti, che mi chiamava Maritti, Maritti, i spettacoli, fa minimo 50 anni, non di mestiere, devi arrivare, più vecchio ti fai e meglio canti, però ricordati una cosa, la canzone napoletana la devi amare, se no non la canterai mai È vero. Maestro, e ma si anche, capirà. anche proteggere la canzone napoletana. Ma amarla significa proteggere. Se tu ami una persona Sì, la proteggi. la proteggi, Se ami un bravissimo, figlio lo proteggi. bravissimo. Credo che sia così, no? Maestro, prima di parlare della grande Mia Martini, ci prendiamo un caffè? Con grande piacere, ci vuole. Ritz Caffè, l'unico Io che sono ti un fa caffettaro. sognare. Sono un Eccolo. caffettiere, anche devi sapere che quando avevo 12-13 anni, a 11 anni, Giordano Bruno, prima era via Mergellina, bello e buono, facevo il ragazzo che portava il caffè, boom, a botta l'ho capito, sono svegliato dopo 3 giorni al Loreto Crispi e non mi comprarono manco gli occhiali perché non c'era l'assicurazione
E quelli mi dissero che non tenevano i soldi, mia mamma non solo non teneva una lira, e mi attaccata pure le no, ma l'importante è che poi mi sono svegliato. Meno male, questa è la cosa importante. Senti, Ida, ma Gran crema adesso- elegante, no? Per adesso- il maestro elegante. Elegante, Vieni Peppe, elegante. allora facciamo Come elegante. la canzone napoletana. Adesso vediamo le cialde, ma dopo lo assaggeremo proprio. Certo, sì. Ok, c'è No, anche ma assaggiare, unica, sì, sì, unica sì. gran crema elegante. Bene, Allora, ok. gran Il crema nostro Antonio assistente di D'Addio, studio unica Ida Piccola. ci va a preparare pure il caffè. Elegante lui. Bene. Ok. Grazie, grazie. Grazie. Allora, Ida, volevi Allora, che il sì, maestro sì, raccontasse? sì, per l'appunto. Quando hai incontrato Mia? Allora, Mimì l'ho incontrata nel 1988. Nel 1988 l'ho incontrata grazie a Luciano Costa e Alfonso Pisani. Non so se voi avete conosciuto No. questi No, impresari, neanche tu. E comunque loro sono stati dei leggendari impresari. Avevano questa l'agenzia teatrale a Mater Dei, Stars Music. Ah, non mi è nuovo però. No, Claudio conosce Claudio, benissimo. sì, conosce ha tutto. voglia. Conosce vita, morte e miracoli di No, tutti. no, vabbè, ma perché lui già. Sì, perché lui hai bazzicava voglia, lui già, navigava veramente. tantissimo già Sì, dentro. sì, sì. Anzi, ne approfitto per salutare. Come? Non lo vedo un po' di tempo. Un bacione, ti voglio sempre bene, lo sai. pensa- Sei sempre il mio cuore. Qualche giorno fa io ho detto, sai chi viene in trasmissione Mario Maglione? Wow, che eleganza, Ah, no, che no. finezza Mario Maglione. Claudio vabbè. mi ha sempre voluto bene, Sì, stimato, e sempre. nel periodo che ero sempre a Roma, lui in quel periodo era a Roma, Sì. aveva anche l'agenzia a Roma, Sì. ci frequentavamo, ci vedevamo spessissimo Viale Mazzini, vabbè, ma Ti stima molto no, comunque, ma lo sempre, so bene, ma me l'ha sempre dimostrato Sì, sì, è vero. nell'arco degli anni. Nell'88 conosci Mimì? Conosco Mia Martini perché loro l'avevano preso quell'anno che Mimì era un periodo un po' buio tra virgolette, perché dire buio a una cantante che la maniera è grave, è gravissimo. Comunque, allora bisognava fare uno show, uno spettacolo, e ci incontrammo, ci conoscemmo. Guarda, io ce l'ho davanti agli occhi. Una sera alla Stars Music a Mater Dei, vicino alla Starita, Sì. vicino alla Starita, lei aveva una tuta blu, se la metteva spesso questa tuta blu. Io arrivai lì, c'era anche una chitarra sopra, lei amava la canzone napoletana, amava Roberto Murolo, non conosceva ancora Gragnaniello, l'ha conosciuto in quell'anno, grazie a loro, e io gli feci sentire Preghiere Pescature, lei disse questo canto dei pescatori che io ho dedicato a mia, no, disse mamma mia, che bella voce che c'hai, e disse Luciano, facciamo lo show, mettiamo Mario Maglione dentro. C'era un'altra cantante, Mela Macaruso, e c'era un comico e una presentatrice. E c'erano due gruppi, due orchestre. Però disse no, Mario facciamo cantare con i miei musicisti di altissimo livello, ma anche gli altri, per l'amor di Dio, erano tutti bravi. E io la sera non cantavo solo in napoletano, e vi dico una chicca. Io ho uno dei cantanti che adoro, proprio la mia vita, proprio. Mi piacciono gli artisti, colleghi, sì. però c'è sta uno che ha la mia passione, che è Edoardo De Crescenti. Vabbè. Dovete sapere che La io passione di con, tutti. con Enzo Marino Sì. Band, lui lo sa bene, per Bravo, anni Enzo. quando lui faceva gli inizi piano bar a Via Martucci a Napoli, Sì, Piazza San Pasquale, io la sera, la notte, quando tornavo di locale li andavo a trovare e cominciavo ancora, Le mani, Amico che voli, le cantavo E dove tutte c'è il quante. mare? Ragazzi, Dove no, c'è il alcune mare? facevo tanto, ma queste arrivate dopo. Queste arrivate dopo. queste sono, sì, Arrivate sì, dopo. sì. Io le facevo tutte queste qua, e poi alcune napoletane. Allora io durante le serate facevo Le mani con Mia Martini, le canzoni napoletane, Voce Notte con questo Savio Riccardi, Michele Montefusco, Ancora, Ciro Siscognetti, straordinario. E accadeva una cosa strana la sera. Eravamo d'accordo che io, prima una cantante, poi c'era il comico, c'ero io, e poi arrivava lei. Cadeva una cosa strana. E Peppe dicevo, ma com'è che. Io guardavo l'orologio, no? Arrivato a 45, mi viene presentato. Non c'era sul palco. E il Rold mi faceva, se Michele Mango all'epoca era, che Il Peppe road Ponti è manager, arrivato dopo, sì. quando lei ha avuto grande successo, Peppe Ponti l'ha accompagnata in giro, faceva, mi ridevano in faccia, dice, scusate, ma perché Mia Martini non arriva? Ma io non posso, sì, canzone l'ha già fornuto, che faccio? Ma la gente l'aspetta, che abbiamo fatto serate bellissime. E sapete che cosa l'avevo sgamato dopo un po' di tempo? Faceva vicino a Michele Mango Salvatore, un altro amico, che l'accompagnava, dice, no, aspetta un poco, che se non arrivi io senti cantare un po', che a me piace sentirlo cantare. Hai capito? Ma io te canto da solo queste canzoni. Poi facemmo, io l'ho fatta anche con Drupi, ho fatto anche la Sì, prima parte con sì. Drupi pure uno che mi stimava. Drupi disse, appena faccio una bella cosa ti invito.
capitò a Fagiolo, per cui lei amava molto Mia Martini. Lui fece Master, un programma su Rai 2, chiamò Mimì come ospite e chiamò anche me. E noi facemmo un trio bellissimo, io, Mimì e Drupi Reginella. E noi questo filmato lo teniamo Ce l'abbiamo, e te lo ce facciamo l'abbiamo. vedere. Guardate che sono io, avevo qualche capello in È lui. più. Te lo Certo facciamo che lui, vedere il questo maestro. filmato, eccolo. Intanto ci prendiamo il caffè. Mia Martini. Regine, quando stiva conmigo, non bagnava capare c'era, mi cantava, mi passa e capassa, tu cantavi e chi agniva così, io cardilla cantava così, Reginello va bene a sto re. Si sente la lingua? Ha già voluto bene a te. Se tu volessi bene a me, non ce la siamo più, mai volta tu, distrattamente pensa a me. Voi cardilla che aspetta stasera, non vira già aperta caiola, Reginella è volata e tu vola e canta e non chiami e t'ha trovata una padrona sincera che è più degna sentire cantare. Ladies and gentlemen, our very special guest of honor this evening, directly from Naples, Mr. Mario Maglione. Il re di Napoli, il nuovo re di Napoli. Ben arrivato. Una vedella con una buchella forture, piccirinella forture, che dice che fai che piensa maraio forture, i momori per te, a quando è bella fa amore con te, a quando volta da voglio passare, quando è bella fa amore con te, quando volta da voglio passare, mietta sta mano che tocca e sana forture, coppa sta spina che m'arrovina forture, che dice che fai che pensa maraio forture, i momori per te, quando è bella fa amore con te, quando volta da voglio passare, quando è bella fa amore con te, quando volta da voglio passare. E abbiamo visto un po' di immagini di repertorio. Questa, l'ultima, era Chitarra in concerto, che grazie a Leonardo Ippolito che mise su questo quartetto abbiamo fatto delle serate meravigliose. Il nostro leader era il maestro Roberto Murolo, prima era l'Opera House di Sidri, famoso teatro con le vele, che sulla baia di Sidri, teatro E a Sydney ti hanno nominato il re di Napoli. Ma com'è ricordare tutti... Però ce lo prendiamo questo caffè, ce lo prendiamo il caffè. Sì. Ricordare tutte queste emozioni, questi colpi di scena, è bello, suppongo, da parte tua. Ogni volta È straordinario, ritrovi credimi, è proprio... C'è il bellissimo. tuo cassetto a casa che come si chiama? Il Covid non mi ha colpito con la malattia, ma mi ha colpito perché io dopo un po' di anni dovevo tornare proprio l'anno scorso a Sydney, ma io ci sono stato per 8 anni di seguito, come anche in Giappone, vado e vengo continuamente dal Giappone.
è proprio questa emittente ha mandato dei miei concerti Sì. del Giappone. Comunque caffè Ritz, a Vino del Mondo, bellissimo. elegante, gran crema bellissimo. e unica. Ritz Caffè, mi raccomando, Mario. mi raccomando. Poi nel Ve lo 2012 posso riceveste io? anche il Grazie. premio Martini. Sì, primo Sì. premio Mia Martini a Reggio Calabria, Sì. alla aspetta, dove era lì? Bagnara Calabro. Bagnara Calabro, bravo. Con Nino Marino abbiamo preso il premio Mia Martini, insomma, Mimì è una di quelle persone come il maestro Muro. Ma guarda, nel mio cuore, io quando ho cominciato a frequentare alcuni personaggi napoletani importanti, allora Roberto Muro, Sergio Bruni poco, ma quel poco mi è bastato perché veramente mi è entrato subito nel cuore. Nunzio Gallo, ne parliamo proprio, tanti abbiamo fatto anche una tournée in Australia insieme. Lo stesso Aurelio Fierro, grazie a lui io ho fatto nel 2000, ho incominciato un tour con lui in Giappone, 2000-2001 e poi ci sono tornato per molti anni, ci torno ancora sperando di poterci tornare ancora per molti anni, insomma tantissimi artisti. Senti importanti. Mario, dopo vedremo Sì, altre foto, però voglio anticipare una cosa. Nelle foto che vedremo c'è anche qualche foto con Mirna Doris, che pure è stata molto Mirna, hai fatto importante bene. per te, Sì, Mirna sì, Doris. Caspita. Cosa rappresentava per te Mirna? Ma Mirna prima di tutto sempre, allora, io ho sempre la fortuna che ho avuto di questi grandi personaggi, mi sono, anche se ero più piccolo di età, ma mi sono sempre reputato un grandissimo, loro mi hanno sempre preso come un grande amico, un collega, subito, mi mettevo in scuola, perché chiaramente per loro era difficile, no? Però insomma, con lei è stato sempre un rapporto straordinario. Ti dicevo prima, la prima volta, la seconda volta ho messo sul palco, lo dicevo sempre, Mirna, ma lo sai, la seconda volta che ci mi sapere su un palco, c'eri tu, prima Mario, che anche con Mario Da Vinci, Mario abitavamo vicinissimo, Mario mi sono frequentato, la mattina ci avremo, andiamoci a più caffè, stiamo insieme, muoio, come hai fatto, sempre le solite cose. Siamo frequentati tantissimo e purtroppo il giorno che sono stati i funerali io stavo male, avevo la febbre a 39, avevo paura, non mi sentivo, ce la facevo a scendere, questo mi è dispiaciuto tantissimo, non potegli dare l'ultimo saluto da vicino, ma ce l'ho nel cuore, che veramente ce l'ho nel cuore. Tutti Mario, lo abbiamo come nel tanti cuore, di grande questi... Mario, sì. Ma sono stato amico di Pupella Maggio, sono stato amico di Rosalia Maggio, Giacomo tutti amici che li ho frequentati, non era un fatto professionale. Ma vogliamo vedere quindi le foto, Sì. tra cui anche quella con Mirna? Sì, regia? La carriera, il blocco numero 2. Circondato sempre da tanto amore, affetto. Vorrei Ma dire quanti una cosa, colleghi, quanti colleghi? Mario Merola anche abbiamo visto. Mario Merola, Francesco, volevo ringraziarvi ufficialmente per una cosa molto bella. Io ho detto delle cose e non mi avete smentito. È bellissimo. Allora, vorrei dire ai telespettatori, tutte quelle fotografie che avete visto non sono fotografie di conseguenza, no? Perché uno si fa la fotografia con... No, lì ci sono tutte... Io difficilmente vado vicino a qualcuno e dicevo, "Sì, me la farei". Sono tutte persone che mi hanno e ho voluto e che mi vogliono e che voglio bene. Abbiamo visto tantissimi, davvero. Allora, E prima tra di- quelli che abbiamo visto Sì. però, volevo un tuo... È vero che stiamo parlando di tanti colleghi che non ci sono più, ma volevo anche un tuo ricordo di Gianni Nazzaro. Vabbè, Gianni, allora, ti dirò, io Gianni l'ho cominciato a frequentare più intensamente dal Sanremo Canta Napoli, da 3 a 4 anni fa, quando abbiamo iniziato. E devo dire che Gianni è una persona stupenda, ma una bella persona, me l'avevano sempre detto tutti, ma da quando ho cominciato a frequentarlo, lì era una fotografia che eravamo all'aeroporto, che ritornavamo da Sanremo, che avevamo fatto uno spettacolo all'Ariston, Sanremo Canta Napoli, ho avuto la gioia di cantare ancora sulle tavole dell'Ariston, e quando mi capiterà più questa cosa, mai più. Stavamo arrivando da Nizza, stavamo arrivando a Roma e io dissi, io sto seduto, mangio con loro, sto seduto là, questo faccio. Ok, tutti a Mergellina. Tutti a Mergellina. Altri amici che ti salutano, vediamo Vai. i secondi saluti. Oh. Ciao Mario, Massimo Colatosti, grande amico tuo da tanti anni, più di 40-50 anni vogliamo dirlo, ma ti ricordi quando andammo a Roma? A mie spalle vedi c'è anche il libro con Luciano De Crescenzo, e poi una volta pure andammo a Roma sul set Il Mistero di Bellavista. Per chi non lo sapesse, Mario Maglione ha fatto anche una scena nel Mistero di Bellavista. Vi voglio bene a tutti quanti, soprattutto a te Mario, tanta fortuna ancora. E non ti scordare la canzone, non la piglia sotto campo, hai capito? Cioè, vedi gli amici, prima o poi si fanno sentire,
ok? Amore amore, un bacione forte forte a te e tutta l'equipe della televisione, forte forte. Ciao ragazzi e buon divertimento. Vi voglio bene, chi mi vuole bene a me? Pazienza, state buoni. Ciao Mario, non so quanto ti sorprenderà vedermi oggi, ma sicuramente meno di quanto ti sorprese trovarmi all'interno degli studi di Rete Italia, la radio degli italiani d'Australia, pronta ad intervistarti durante una delle tue ultime tournée lì in Australia, appunto. Ti ricordi? Ti venne un colpo. Io all'epoca abitavo a Melbourne ed ero fidanzata col mio attuale marito che, sorpresa nella sorpresa, scoprimmo essere il figlio di un tuo carissimo amico del Viale Elena, del tuo quartiere d'origine, di nascita. Ti ricordi? Fu un'esperienza bellissima che ricordo con infinito affetto. Noi ci conosciamo dai tempi del Salotto Tolino, ci siamo sempre stimati artisticamente e voluti bene. Non ci incontriamo spesso, spero davvero di poterlo fare al più presto. Intanto ti abbraccio forte 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 ed approfitto per ringraziare chi mi ha voluto per questa sorpresa. Ti voglio bene, un bacio a tutti, ciao! Che meraviglia! Allora, cominciamo con la dose. Amore, 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 amore. Non ti preoccupare, che prima o dopo, tu lo sai, io questa canzone ce l'ho come buon augurio. Mamma aspettare. Abbiamo fatto il testo, io ho fatto la musica, la dovremmo fare. Beh, Massimo è stato un grande amico di Giannini, di tanti attori, diciamo, ho visto, di attori, ha fatto sì, tantissime, veramente tante cose. Ma la sorpresa è anche di Anna Maria. Allora, intanto sei splendida, un bacio a te e a tuo marito, ma io ti seguo tantissimo, so benissimo dove sei, seguo le tue performance tutti i giorni. Tu non te ne accorgi, metto sempre i mi piace. Tu sei molto social, il tuo rapporto con i social? Sì, mi abbastanza, mi piace, però insomma potrei fare di più, ma poi mi blocco. Ti limiti? No, è perché non l'importante è il privato? No, privato no. Ah, si mette una cosa privata che ha 2000 mi piace. E non li voglio per la musica, non li voglio per la mia vita. Se non arrivano, pazienza, non fa niente. Un bacione Anna Maria, mi ricordo benissimo. Però io ebbi questa sorpresa che l'ha vissuto Melbourne, per molti trovarla anni. là. A Melbourne io andai con questo impresario di Sydney, feci una delle mie tante tournée. Andavai a Melbourne quella sera, mi ricordo ancora, uno spettacolo, prima serata, perché lì le scene si fanno molto presto, e pioveva, me lo ricordo benissimo. Palco, tu eri seduta qua a destra, sul lato destro, me lo ricordo benissimo. Ma le sorprese non finiscono qua assolutamente. Adesso Ida, ma vogliamo, visto che siamo in diretta e il maestro non può dirci di no, visto che ha appena raccontato che i suoi cavalli di battaglia, le sue canzoni preferite, sono anche quelle di De Crescenzo, qualcosa ce la vuoi fare? Vediamo qualcosa un po'. di De Crescenzo? Ancora, proprio quella? No, qualcosa che gli viene grazie. così, allora facciamo anche con questo microfono qua, non ti preoccupare, poco perché sì, voglio fare poco. Sì. A quanto tempo ci vuole, stanno crescendo e creature, ma quanto tempo ci vuole, stanno sempre sti nuvole, e non ci fanno partire, anche c'è manna sti nuvole, che non si riesce a capire. Questo benissimo. È uno dei pezzi che io adoro, che amo, e che con questa canzone, fatta una sera al Maurizio Costanzo Show, conobbi, mi arrivò una bella lettera di Claudio Mattone e poi da allora diventammo molto amici. Sì. Abbiamo parlato... molto complici anche, è vero? In un certo senso sì. Ma siamo stati principalmente amici negli anni 90. Sì. Abbiamo parlato di questa festa dei pescatori e noi abbiamo un estratto di questa festa bellissima a Mergellina, 10 settembre.
ed è bellissima uno questa standing festa. ovation, proprio Sì, tutti in no, piedi. questo ad è un applaudire. momento particolarissimo che avviene nella chiesa di Piedigrotta. Tu pensa dove tutte le persone, mentre cammino, che attraverso la chiesa, la navata con i pescatori, mi toccano. No, ma toccano perché è un momento sacro, capito? Non sto cantando una canzone, sto facendo un momento di preghiera. Ed è una cosa straordinaria, bellissima. Sì, commovente, emozionante. Ho visto io tutta ho 38 anni, mi Ti emoziono. toccano proprio per Bellissimo. sentire le vibrazioni belle, positive. Sì, è una cosa Bella, spettacolare, pazzesca. spettacolare, veramente. Stasera che siamo in diretta mi piace Sì. mettere un po' in difficoltà, ma tanto voi le superate tutte queste difficoltà. Ma chi vuoi E mettere in allora, difficoltà? Il a tutte e maestro due, no. Non mi a chiedere tutte e cose due. private che A non me ti dipende. A tutte e due Però- voglio mettere in difficoltà perché abbiamo chiesto De Crescenzo e il maestro ci ha accontentato. Ma io adesso voglio chiedere a Ida, visto che sappiamo che comunque canta, si esibisce anche diciamo nelle scene spettacolo, anche in tante manifestazioni, ma un pezzettino con il maestro lo vogliamo fare? Certo che sì, quale? Vediamo. Scegliete voi, scegliete. Ma mi piacerebbe, non so se tu è nel tuo repertorio, dobbiamo fare un po' di Indifferentemente, che è un pezzo che amo tantissimo. Sì. Tramonta luna e nuia recita l'ultima scena, restammo mano in mano Bravo. senza tenere coraggio di parlare. Famma che la indifferentemente, Tanto saccio che so, per te non so più niente. dammi sto volere, non aspettare mai. Che indifferentemente se tu m'acciri non ti dica niente. Indifferentemente Io perdo a te. E bravi! possiamo fare bravi. il duo. Claudio, ci devi scritturare, eh? All'improvviso, Bene, proprio, avete benissimo. colto proprio Bene, in flagranza di sorpresa. Vabbè, è bello cantare, viva la classica, viva bene, indifferentemente. bene. Poi salutiamo il nostro amico Salvatore Architravo, Mario Trevi. Eccolo qua, il Bacio. nostro Salvatore, il mio blogger personale. Eccolo, è arrivato anche lui negli studi e questo ci fa tanto piacere, ma vediamo i prossimi saluti. Vai. Ciao Antonio, ciao Ida, eccoci qua, i Panama, Lorenzo E Marcello. Per chi non ci conoscesse, e nessuno ci conosce, noi siamo qui ed è grazie all'ospite che c'hai lì vicino a te. Allora, innanzitutto volevamo mandare i saluti a tutti i telespettatori di Telepartenove TV per questa bella trasmissione a tu per tu, che stasera il tu per tu è con il maestro Mario Maglione, al quale noi vogliamo mandare un grandissimo e pregiatissimo saluto, perché Ciao Mario! Mario per noi è il nostro talent scout, Sì, vero Marcello? Ci ha scoperti, ci sta dando E tantissimi... ci unisce ancora, ci dà delle novità per rimanere ancora insieme nonostante gli anni che sono passati. È una piccola chicca, ve la diciamo pure, che da qui a breve uscirà una novità fatta da noi insieme a Mario. Basta! Allora, la voce di Napoli, avete stasera in studio una persona, un personaggio, un artista di calibro esagerato. Quindi International. International man. Bello. Allora un saluto a tutti ancora, un bacio a Mario, so che stai girato, ci stai guardando, guarda un saluto. E non ridere, non ridere quando ci ridi di vedi. noi. Mi raccomando, dopo quando ci sentiamo, non ci richiamare. Non ci bacchettà come sempre. Grazie Mario. Ciao, arrivederci a tutti, buona serata. Ciao Mario Maretto, al più grande autore della musica classica napoletana in Italia e nel mondo. Un bacio.
Eccoci Dai, qua. Maurizio Di Maurizio. Ma i monellacci, monellacci. quello proprio oggi l'ho sentita e devi andare a registrare stasera, Poi ci dobbiamo vedere domani. che Quindi dobbiamo avete fare qualche una cosa progetto insieme? Sì, sì, abbiamo questo pezzo, un pezzo loro dove io faccio l'ospite, un pezzo scritto da Paolo Cuccolo, che è molto bravo, scrive delle belle canzoni, che appena abbiamo un po' di tempo incominciamo, lo registreremo. Ma i Panama io li voglio molto bene, prima di tutto sono dei miei carissimi amici, sono molto bravi, poi quello là Scucciatello, che sta da parte, quello Quello è terribile, quello è là terribile. mi sopporta tantissimo, infatti mo non mi richiamare, ma domani, dopo, appena finisco la trasmissione, appena lo richiamo subito, ma affettuosamente. Ciao ragazzi, un bacione, vi voglio bene. Antonio, vogliamo chiedere al maestro se è tifoso, se tifa il Napoli, Sì. come è il rapporto con il Napoli? Allora, come lo guarda, vive? io non lo ero prima era apatico, proprio era partitico no, perché è un'altra cosa. Asettico? Sì, però devo dire da un paio d'anni a questa parte mi sono affezionato molto, ho avuto delle scaramanzie tutte mie particolari. Io non vedo la partita in televisione, ma l'ascolto un poco per radio, oppure poco e poi a un certo punto metto un'applicazione e ogni tanto vado a vedere, ogni tanto vengo 1-0, 2-0, 3-0 e va benissimo volte faccio così. io. Ma ne avevo scoperto un'altra, ultimamente le ultime 2 o 3 partite metto sempre a Carmine Martino di Italia 1, che Carmine buon viaggio e forza Napoli, poi io Napoli vince. Ah, vedi? Hai capito? Facciamola sempre questa. Sempre lo faccio te, Carmine è un caro amico. Abbiamo parlato di tanti viaggi e noi abbiamo estrapolato, abbiamo fatto così un mix del tuo viaggio in Giappone. Vediamo un po'. Marinello. Bene. Ne fa presto via, non mi fa spantacare, Non mi fa spantacare, che pure arezzo per, che mi resto a mano, come resto a mano, ma stiano sti bracci, aiutami a tirare. Che sto mare d'Ariella tu vuoi sempre abbracciare vicino al mare facciamo amore ancora pancia spassare sommare e tirarezza ma paurezza stonga morì. Ecco qua, il tuo Ma rapporto Giuco, col Giappone. Il mio rapporto con il Giappone, Giuco Matsumoto è una cantante Sì. straordinaria, bravissima. Ci seguiamo sui social. Sì, noi siamo molto legati, siamo molto amici. Lei mi organizza diverse tournée in Giappone, ama Napoli, ama la canzone napoletana. Appena viene a Napoli La dobbiamo invitare. con grande piacere. Adesso non si possono muovere, come pure anche io non posso andare. Tanto in Antonio parla il Giappone. giapponese, io Voi sono avete inglese. ascoltato i musicisti, quello è il mandolinista giapponese, bravissimi. fantastico, la pianista, poi suona con i più grandi cantanti giapponesi. Ne facciamo 4 giorni di prova dalla mattina alla sera, Gugetta, Mario, ma ti parla in italiano? Sì. Ti parli in napoletano? vedi che brava. Io in Giappone Ci mangio capiamo. solo spaghetti, mangio solo in napoletano, in italiano, che la poverella dei annanti No, io mi stavo preoccupando. No, perché scrivi in italiano sui social. Sì, ecco. no, puoi scrivere tranquillamente. No, Antonio avrebbe comunque tradotto sicuramente. Io Senti, solo l'inglese. Mario, Quello è uno stralcio da dove eravamo? A Yokohama, cioè la televisione, la rete l'ha mandato diverse volte sul concerto.
E tu sei proprio testimone vivente che in Giappone amano la canzone classica, perché a volte quando si dice in Giappone, No, e guardate, invece una no. sola cosa, un neovere, ce l'abbiamo Museo, non c'è. non esiste museo, non Ah, ne ho vero, non c'è stato. E diciamolo, che tutti... Grande organizzazione religiosa musicale che si chiama Minon, che ha alcuni strumenti particolari e basta, poi non ne esiste. Sfatiamo anche quest'altra cosa. Hai fatto bene. Allora, adesso ci devi lusingare. In che Allora, senso? prima però il tuo punto di forza, qual è? Il punto di forza di Mario. Ma Il guarda, carisma? La voce. Io devo La dire, voce. dai, io non ce l'ho forse il Sì, punto di forza. dai. Credo di averlo, ma poi puntualmente ogni tanto Cioè, è vero che in certi momenti è la mia voce, però poi mi perdo perché io subito mi basta tanto per mandarmi in tilt, mandarmi in crisi, farmi soffrire e non ci riesco. Il famoso callo, non l'ho fatto e secondo me non lo farò mai. Qual è Per quella restare- forza che resta a galla? La famiglia? Sì, negli Sì. ultimi anni devo dire la verità, sì. Poi col Covid La che abbiamo famiglia, avuto. La famiglia, quindi. questo sì. Senti, Infatti Mario. è il mio punto di forza che mi subisce, mi capisce, a volte sì, a volte no, perché quando non mi capisce è perché mi vuole far reagire. E allora fa bene. Siamo fa tutte bene. così. E fa bene. È quello purtroppo, però l'età avanza e capisco che certe cose poi bisogna limitarsi. E va. È complicato, guardate, non è È facile. il corso della vita, Mario. Bravo. Mentre ti prepariamo Sì. la postazione, perché tu Vai, adesso sì. devi andare là, devi cantare, Sì. eccetera, Sì. ti facciamo vedere quest'altro messaggio, Sì. quest'altro saluto e poi ci canti Certo. questa canzone. Ok. Ciao Nino. Oh, salve Alex, tutto a posto? Sempre musica napoletana Sempre solo musica napoletana e per di più del grande maestro e amico Mario Maglione. A proposito di Mario Maglione, ti voglio raccontare un aneddoto. Lo conobbi in Canada quei anni fa e ho capito che oltre ad essere un grande cantante è anche un grandissimo esperto di moda. Sa cosa vuole e durante i suoi spettacoli che ho notato sempre che c'è un'eleganza all'infuori del normale, perché lui sa cosa deve indossare e come indossarlo. Andiamo di fretta, allora ti dico un saluto, un abbraccio al maestro e al più presto ci vedremo a Napoli. Ciao, un abbraccio. È bravo, Sapete grande questo esperto di signore moda. Nino Cioppa, ma è un grande sarto Sì. italo-canadese. E come ci siamo conosciuti? Lui è molto amico di un altro grande amico mio che è Dominique Matera, che ha una grossa concessionaria, volevo dire, una filiale della Chevrolet a Toronto. E ci siamo sentiti per terra e dissi no, io sono andato l'ultima volta 3 anni fa e poi andai per una serata di beneficenza per una ragazza italiana di Frosinone che ha problemi di leucemia. Andai a fare questa serata di beneficenza. Lui disse no, io devo fare una giacca. Si vede dietro? Si può vedere? È questa, sì. Sì, è questa la giacca. qua. Ce la siamo fatti via internet, così bella però. ha fatto una giacca stupenda, meravigliosa ed è un grande amico. Nino, non sai da fare, sei fantastico. Ti aspetto quando prima ci abbiamo mangiato pizza, spaghetti, un sacco di cose. Poi io devo tornare assolutamente in Canada dove ci sono stato per tante volte e spero ancora di ritornarci. Dove non sei stato tu? Dappertutto. Dappertutto, in tutto il mondo. Ho fatto tantissimo. Lusing, Questo benissimo. è uno Immortali. dei pezzi più belli e arrangiamenti che abbia avuto nell'arco dei miei anni, di tanti dischi che ho fatto. Gennaro Venditto, chitarrista straordinario di Torre Annunziata, bravissimo, veramente eccellente. Non lo so, mi appartiene questo arrangiamento, questo pezzo, non lo so perché Infatti mi lo piace. sentivo tuo proprio. Sì, lo ma vedevo sono comunque. proprio pezzi immortali. Sì. No, il grande vedevo Nino proprio Taranto. la sua verve E esplodere. Mario davvero. Festa, grande maestro Mario Festa. Resta lì, Mario. Sì, non mi muovo. Tante- Guardiamo un video, Antonio. Sì, perché tante canzoni classiche, giustamente, però ogni tanto il maestro Mario Maglione sperimenta anche autori moderni, Marco Fasano, O anche con Marco Fasano, O sì, Silenzio sì. d'Ocor, e vediamo questo video e poi le ultime sorprese.
La forma e l'acqua t'assomiglia, è trasparente e non si fa via. E quando parla tu, o silenzio do cor è già lontano. E quando pensa a una canzone che parla te, ti senti più vicino. E sai che mi dispiace se non trovo una scusa per parlare con te, lontana tutto quanto. Ti voglio ancora e ancora ti voglio perdere il respiro, correre appresso a te, dentro sta capa mia. Femmine mare, soccorderezza che non si può mai sciogliere. Tu sia memoria che si scorda, dove non sa, ma non mana un po'. Quando mi parla zitto zitto dinta notte, con mano file viente. Se non trova una scusa per parlare con te, lontana tutto quanto. Ti voglio ancora e ancora ti voglio perdere il respiro, correre appresso a te, dentro sta capa mia. Femmine mare, so sguardi sa che mi fanno innamorare. So sguardi sa che mi fanno innamorare. Bellissima. Ma vi siete divertiti? Sì, Un po' no, di volevo dire una consolazione. cosa sul No, pezzo. no, loro da casa che staranno proprio sognando su di queste Me lo auguro, note. E adesso tu devi dire qualcosa a proposito di Sì, questo Silenzio del Coro è un pezzo che Marco Fasano ha scritto un po' di tempo fa, un paio d'anni fa, prima del Covid. Per me ci ha messo un po' di tempo perché io ogni tanto andavo a casa a Piazza San Nazar, io abito via Piedigrotta, ci andavo, parlavamo, facevamo, poi anche con l'ausilio del nostro produttore che è Luciano Bonetti, ma questo arrangiamento fantastico, di questa eleganza di Giuseppe Laudan, che è un musicista napoletano che vive al nord da tantissimi anni, che è un altro che apprezza la mia voce e me l'ha cucito come Cioppa, mi ha fatto questa giacca, lui mi ha fatto questo arrangiamento, me ne ha fatti anche altri molto Ma elegante molto... l'arrangiamento, elegante tu, non poteva andare diversamente. Allora siamo pronti per farti delle domande veloci. Sì, sono ok, pronto. quindi Sì. dovrai rispondere proprio a tamburo battente, mi tranquillo, raccomando. tranquillo. Cominci tu Antonio, stavolta sì, Sì, dai. va bene. Allora, vogliamo sapere come ti rilassi? Ma io mi rilasso ascoltando la musica, ascoltando il jazz. Collezioni qualche oggetto? Come? Collezioni qualche oggetto? No, in particolare no. In particolare no. C'è un qualcosa che ti fa arrabbiare? Sì, è l'arroganza, l'ignoranza e qualche altra cosa, insomma, in generale. Un programma televisivo preferito? Sì, io ne ho due, la verità propria, Maurizio l'eredità e reazione a catena. Ah, belli. E te due piacciono assai. Pensavo dicessi Maurizio Costanzo Show. No, non lo vedo più adesso. Senti, Non invece ti piacerebbe partecipare a un reality?
Ma non lo so, non sarei capace. Ah. No, I tuoi no. colori preferiti? I miei colori, io amo moltissimo l'azzurro e anche il marrone. C'è un qualcosa che non indosseresti mai? Sì, le indosso raramente, ma non mi piace già quando le scarpette da ginnastica, non mi piace. Bene. Cos'è per te la felicità? Ma la felicità, secondo me, proprio la felicità non esiste. Ci corro e corre indietro a qualcosa di bello. Cosa rappresenta per te la fede? E la fede è importante perché io sono nato nella fede e continuo ancora ad averla. Non esageratamente, ma ho quella, secondo me, per quanto mi riguarda, quella giusta. Ma Mario Maglione è superstizioso? Tantissimo, tantissimo. Come caspita, io per anni, per molti anni, Come noi. oggi mi sembra la stessa camicia per i viaggi. Sei riscassato, poi certi giorni, vai, dai, vediamo. Prima si cara sta aereo, l'aereo fortunatamente non è caduto. C'è qualche sì o qualche no di cui ti sei pentito? Beh, sì, diversi. È un sì di cui ti sei pentito? No, quello no, sinceramente no. Sinceramente no. Vai. È un sogno che vorresti realizzare? È vero che hai girato il mondo, hai avuto di tutto di più, però c'è un qualcosina che vorresti ancora fare? Artisticamente? Sì. No, è quello che molto lentamente, anche sai perché io ho sempre avuto questa chitarra in mano, mi identificano come cantante chitarrista, ma io da avere una voce è quello di continuare un altro poco della mia vita ma cantare con le orchestre, è una cosa che mi piace tantissimo. Per l'appunto ti porto all'ultima domanda, l'hai fatto, ti porto all'ultima domanda, un sogno che vorresti realizzare ancora? Ma ci sono. In sostanza i sogni sono difficili da realizzarli, capito? Allora li tengo nel cassetto, tengo ancora nel cassetto, perché so che è complicato, è difficile. Ma si parla sempre nel lavoro, Sì. perché nella mia vita privata sei realizzato. Sono realizzatissimo. Prossimo saluto, vediamo un po' chi ti saluta. Caro Mario, sono felice di sorprenderti con questo video messaggio che mi dà l'opportunità di farti capire quanto ti stimo e quanto ti voglio bene. Che dire, la città di Napoli è orgogliosa di avere un artista come te, lo sai che ti stimo come artista, come uomo, perché sei elegante, sei raffinato, hai una voce bellissima, perché porti avanti la canzone napoletana da tanti anni, sempre con coerenza e con eleganza. Ti voglio bene Mario, non vedo l'ora di ricondividere il palco con te. A presto, la tua amica Monica. Ciao. E brava la Sarnelli. La mia sorella Monica, guarda, ti dico, io ho un rapporto straordinario, bellissimo con Monica, ma veramente, infatti ogni tanto, sai che facciamo tra i nostri discorsi? Ci fermiamo un attimo, giusto per ricordarcelo, apriamo e chiudiamo parente, come si chiama? No, apriamo e chiudiamo parente. Se qualcuno ti dice che oggi parlate malamente di te o viceversa, subito alzare il telefono perché non ne ho vera. Altro saluto? Sì, altro siamo saluto in veloci? e poi, ecco, ci siamo avviciniamo ai veloci, piatti, veloci. Sì. Ciao Mario, cosa mi costringi a fare? Per salutarti ti devo inseguire in modo virtuale, così, attraverso a distanza. Carissimo Mario, amico mio bello da una vita, che ci siamo sempre voluti tanto bene, abbiamo lavorato, non sempre perché tu ti esibisci con la chitarra, la tua immagine è quella della Mario voce chitarra, quindi però abbiamo fatto tante belle cose assieme che ricordo con gioia. La tournée in Australia la ricordi con 24 ore di viaggio che non finiva mai, E poi tante altre belle cose abbiamo fatto, il concerto con Roberto Muro a Casetta, dove al finale ci furono 8-9 minuti di applausi interminabili, il pubblico in delirio. Penso che ricordi quello spettacolo, non puoi averlo dimenticato perché fu una cosa meravigliosa. Poi i concerti sulla nave da crociera, tante altre serate belle, tanti passaggi televisivi dappertutto. Sono veramente contento, sono stato felice di farti questo saluto, spero di vederti presto e ti auguro sempre maggiori successi perché la tua carriera è andata alla grande, la tua voce è sempre splendida, la tua figura ti mantieni benissimo ragazzino, cosa dire di più, ti voglio un sacco di bene, ti saluto Mario.
buon perseguimento per la tua carriera. Ciao. Che odorino, mamma mia, cosa sono? Delle mezze maniche cremose con zucchine e vongole preparate. Zucchine e vongole. È un piatto raffinato, come il tuo stile, come te. Bene, grazie bene, a grazie. Gemma in cucina con Gemi. E adesso, sì, si chiama Devo Gemma. usare, Gli ingredienti, Ida, gli ingredienti vogliamo certo, sapere. zucchine, vongole, peperoncino, aglio, prezzemolo e spolverata di pecorino. E che te magni, proprio detto in napoletano. Allora io Dobbiamo mi assaggiare, avvicino. Mario, avviciniamoci. Sì, ci avviciniamo, perfetto. Avviciniamo. Posa tutto, Questo era forchette. perfetto, forchetta, grazie. Assaggiamo. Allora, Vediamo. mamma Ida, mia. prendi, Ok, prendi. vediamo. In cucina con Ah, Gemmi, vediamo. siamo proprio Allora, qua. la salute dei nostri Telespettatori. Mamma mia. Piatto Complimenti. prelibato. Gemma, ti sei superata, complimenti, brava. E qua vero. mangiamo. Pure martedì scorso è stata Sì. bravissima. complimenti. Mentre, Tutti sapori diversi. mentre continuiamo ad assaggiare, Sì. vediamoci una delle ultime performance artistiche nella Grotta di Capri e poi ne parliamo. Vai, e io mangio. I pochi fortunati che hanno potuto assistere al concerto conclusivo del Festival Internazionale di Capri siamo certi che non dimenticheranno mai la magia della Grotta Azzurra, di quella nicchia illuminata come fosse un presepe sull'acqua trasformata in uno straordinario palcoscenico, una magia che ha avvolto tutti, ammaliati dal canto delle sirene, o meglio della sirena Fiorenza Calogero, voce potente e avvolgente, e da quella di Mario Maglione, accompagnate dalla chitarra di Carmine Terracciano. D'altra parte, un festival che si chiama appunto Il Canto delle Sirene, diretto da un visionario Geppi Gleieses, non poteva avere una chiusura più affascinante, evocativa e suggestiva. Che bello, Mario Maglione, una persona speciale. Io nel corso di questi anni non avevo mai avuto l'opportunità di lavorare con Mario, anche se ci siamo sempre stimati, ci siamo sempre rispettati. Tutte le volte che lo incontravo ad eventi pubblici è sempre stato cordiale, un vero signore. E invece poi è capitata l'occasione. Nell'ambito del Festival di Capri lo scorso 18 settembre per la direzione artistica di Geppi Gleieses, e ho vissuto l'esperienza più bella della mia vita, un evento che è stato considerato storico perché mai nessuno aveva cantato nella Grotta Azzurra questa visione meravigliosa di Geppi, e condividerla con Mario per me è stato un grande privilegio. Grazie Mario, ti voglio bene, sei grande. Esperienza magica. Ma allora, in questa intanto Grotta volevo prima un attimo ringraziare e salutare il mio grande Mario Non te Messina. l'aspettavi, non te l'aspettavi. No, Mario Messina, istituzione. Mario Messina non ha suonato con me, ha suonato con tutti, da Walter Chiari. Mario Messina mi mettevi l'elenco telefonico avanti e te lo suonava tranquillamente. Ma Mario, ricordati, altre parte le suonate, ma le camminate serali e te da Mergellina, da secondigliana, la sera, non avevamo niente da fare, non eravamo più ragazzi, sempre in giro a farci delle passeggiate, poi alla taverna degli amici da Tommaso. E Fiorenza, anche io ho avuto un'esperienza straordinaria, bella, mi ha fatto piacere che abbiamo lavorato insieme in questa esperienza straordinaria e unica, e speriamo di poter fare ancora altre cose insieme. Ma cantare nella Grotta... Carmine... Allora, Carmine Terracciano, Terracciano, anzi diciamo, io attualmente nella mia famiglia musicale c'è Michele Cordova e Andrea Bonetti, che sono i miei musicisti personali che mi accompagnano
Sì, tantissimo. Noi diamo appuntamento vicino a casa tua. Tu questo non lo sapevi. Non lo sapevo. Le macchine le mettiamo sotto Palazzo tuo. Sotto Palazzo Parco San Paolo, vengono là e io li vengo a prendere e me li porto. Là è il nostro punto appuntamento, là vicino proprio. Bello, qualche volta scendo vengo con voi. Ma com'è stato cantare nella Grotta Azzurra? Allora, io la prima esperienza l'ho fatta quando ho fatto la prova. Abbiamo fatto sulla chitarra, là sotto ti vedo benissimo e poi dobbiamo prendere una cantante pure. Io feci questa prova a maggio da solo con sta chitarra, fece Maria Marie col tecnico del suono che venne a per sentire su un registratore vicino e fu una cosa magica e l'ho fatta da solo. Poi quando l'abbiamo fatto con le barchette, con le persone, ti posso garantire che... Allora, io sono entrato con la paura di non poter stare 3 ore e mezzo là dentro. Quando sono entrato, che stavamo provando, ho detto, Maronna, Fiore, mo come faccio? Carmine, come faccio? E ho detto, stai calmo. Dopo il primo spettacolo, una magia, mi sono scordato. Per Si fa dimenticare tutto, Sì. è vero. Allora, Bene. adesso invece racchiudiamo il tutto Sì. con la domanda che facciamo, Sì. il nostro rituale proprio, è Sì. vero? Sì. Che diciamo a tutti gli artisti che facciamo. Allora, Sì. come ti è sembrato a tu per tu? Allora, io penso che non vi devo dire niente. No, ce lo devi dire. aspetta. No, in che Sì, senso? sì. Vi tutti vi siete accorti del mio grande entusiasmo, Sì, mi conoscete sì, talmente bene. Tu per tu è una parola molto bella. Tu per tu significa confidenziale, significa essere amici. Il tu è una cosa stupenda. Dico sempre quando uno fa, no maestra, ma che non con tu? Ma tu o del lei o del voi. Se sei una persona per bene e ci tieni, va bene, non ha importanza. Perciò questo tu per me è stato essere a casa mia. Grazie per Questo è avermi invitato. l'importante. Grazie Poi a te. domenica ci sarà la replica, Sì. sempre a partire dalle 21 però Sì. domenica. A vero? presto. Sempre con Mario Maglione. È e finita questa direttore. Se me lo puntata, quindi permettete, un abbraccio al Vai. grande Angelo E Ucciero come no, che mi come no. stima tantissimo e mi vuole Lo bene, lo so sappiamo. benissimo. Grazie, E grazie. anche al direttore Renato Al De direttore Carmine. Renato, caspita, E tutto Renato. il team, davvero. Poi i nostri sponsor, veramente Grazie a salutiamo tutti. tutti E ai quanti. nostri telespettatori che ci hanno Ma ascoltato. soprattutto grazie a voi. E scusate se ho parlato troppo. No, anzi, anzi. è stato piacevolissimo. E Molto. la seconda puntata è terminata, quindi seguiteci sempre in tanti, seguite anche attraverso i social che vi racconteremo un po' anche il dietro le quinte. No, ma Ida, soprattutto sui social, perché noi posteremo tantissime foto, poi informeremo sempre su orari e quant'altro, quindi seguite soprattutto il nostro Mario Maglione. Diciamo che la canzone classica napoletana non deve morire assolutamente mai, facciamola vivere sempre mai. con artisti di un certo spessore, veramente. E mi raccomando sempre di studiare È importante, attentamente, non si arriva importante, così subito sul acculturarvi. palco. Non si arriva così all'improvviso, sono cantante, fatemi cantare. No. No, c'è una preparazione dietro, quindi badate a queste parole, ma non alle mie perché sono meno esperta del nostro maestro, ma del maestro che ha raccontato in 1 ora e 30, 1 ora e 40, vita, morte e miracolo. Ecco qua. Ho e detto noi, tutto. noi vi ringraziamo, vi salutiamo, vi auguriamo una buona notte, ci vediamo martedì prossimo e la replica domenica. Grazie Sempre maestro Grazie a voi. Maglione, grazie. Ciao, grazie. Ciao a tu per tu, mi raccomando.